Buongiorno ragazzi, dunque bentornati nel mio canale. Dunque oggi in questa mattina veramente freddissima, ci saranno se no 10 gradi, però diciamo che dobbiamo iniziare un po' ad acclimatarci per la stagione invernale. Comunque siamo in Treviso Stiglia, stiamo prendendo praticamente l'autostrada del cicloturismo. Aver raggiunto Trieste, aver raggiunto Bologna ancora l'anno scorso, oggi mi sono inventato di arrivare fino a Verona. Dunque percorreremo la Treviso Stiglia fino a quando si interromperà. In teoria c'è un tratto anche nuovo che dovrebbe arrivare fino a Cologna Veneta e dopodiché in teoria dovremo proseguire risalendo l'Adige fino ad arrivare a Verona. Bene, la giornata veramente è stupenda, è fantastica, ci rimettiamo in sella e ripartiamo. Chilometro siamo quasi arrivati a Gresignano. Diciamo che questo tracciato lo potremmo chiamare anche il tracciato delle 4 province, perché siamo partiti comunque da Treviso, abbiamo passato la provincia di Padova, ci stiamo addentrando in quella di Vicenza per poi arrivare a quella di Verona. Allora, siamo ancora in Treviso Stiglia, attenzione che molti la definiscono un po' noiosa perché lo scenario è il medesimo. Può anche essere, però in questo periodo in cui tutto c'è il foliage è un piacere pedalare qui. Bisogna fare un po' attenzione alle ombre che si trovano nel percorso, perché nascondono qualche insidia, tipo qualche radice affiorante, insomma. Bene, dunque Verona è ancora distante, attenzione. Però insomma la giornata è fantastica, il sole mi sta accompagnando e dunque tra un po' diventerà un po' più vicina, andremo a visitare l'arena, l'ho già visitata comunque in passato, ma andiamo a rivederla. E poi da Verona si prenderà il treno per tornare a Mestre, Venezia, per poi chiudere ovviamente l'anello verso casa. Allora, a causa lavori su un ponte c'è una piccola deviazione da fare sul ferrato. Ho fatto questa mappa, praticamente sono tornato un po' alle origini quando ero a scuola. Ho messo 2 punti e poi ho tracciato praticamente una retta. Dunque da Treviso fino a Verona è praticamente quasi tutta dritta. A sinistra non li vedete, ma abbiamo i Colli Euganei e qui alla mia destra abbiamo i Berici. Questa traccia è completamente pianeggiante, dunque ci passeremo praticamente in mezzo. Ci manca ancora un bel po' per arrivare a Verona, però la giornata, c'è un sole che veramente mi sta baciando. La Treviso Stiglia l'ho fatta fino a Ghizzole, se poi si prosegue dritti si prosegue per la Treviso Stiglia, altrimenti a destra si va verso Vicenza, verso i Colli Berici. Stiamo praticamente percorrendo un tratto che effettivamente non l'ho mai fatto, essendo un ex ferrovia ovviamente sarà sempre fatto di lunghi drittoni
e in teoria dovrebbe finire a Cologna Veneta in provincia di Verona. Bene, dai, andiamo a perlustrare questa zona e a percorrere velocemente questa Treviso Stiglia fino alla fine. La Treviso Stiglia, praticamente siamo a Cologna Veneta e siamo anche entrati nella provincia di Verona. Allora, siamo al 90° chilometro, abbiamo lasciato Cologna Veneta, abbiamo cominciato, come dicevo prima, la provincia veronese. Allora abbiamo passato al Barella d'Adige, dove ho fatto anche quella foto di quel trenino, e adesso siamo tornati in ciclabile e credo, e sono quasi sicuro, che andremo a costeggiare adesso l'Adige. Siamo al 100° chilometro e abbiamo passato Ronco all'Adige e adesso siamo diretti verso Zevio. Abbiamo sempre l'Adige sulla destra e qui siamo su Terre di Meleti. Ho cambiato, diciamo, sponda. Mentre prima l'Adige c'eravamo sulla destra, adesso abbiamo sulla sinistra. Siamo a San Giovanni Lupatotto, ormai ci manca poco all'arrivo. Allora siamo quasi arrivati. Ma questa ciclabile l'Adige veramente è fantastica, non ho parole, non ho parole. Missione compiuta a 135 km, dislivello francamente non so e non so dirvelo, perché comunque è stata una traccia quasi completamente pianeggiante. Qui alle mie spalle avete ovviamente la famosa Arena di Verona. È stato veramente, abbiamo attraversato il Veneto in maniera trasversale, veramente su due punti, dunque Treviso e Verona, abbiamo tracciato una retta per arrivare dritti all'arena. Bene, adesso riprendiamo la nostra bicicletta, andiamo in stazione, prendiamo il treno per
tornare a casa. Bene ragazzi, siamo dunque arrivati a Mestre e adesso facciamo strade e stradine per tornare alla maison. Certo che adesso fa veramente freddo, ma dai, siamo quasi arrivati a casa. Dovrò arrivare a Gardigiano di Scorzè, poi Peseggia e poi Zero Brancò, e poi lì si arriva e si finisce questa fantastica giornata. Dai che siamo quasi arrivati a Zero Branco. Ma qui è il buio pesto. Siamo arrivati al punto di partenza, cioè la piazza di Zero Branco, e dunque aggiungiamo ai 135 altri 20 km, dunque 155 km di giro. Ovviamente adesso con le giornate così corte diventa veramente difficile fare dei bei lunghi, però insomma in qualche maniera riusciamo a fare. Ecco, ovviamente con il treno ho perso veramente un sacco di tempo e dunque sono tornato veramente un po' tardi, insomma metà pomeriggio. Bene, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, mi raccomando, guardate i miei profili Instagram e Facebook, sempre Non Solo Gravelandre, e ci vediamo al prossimo giro. Ciao!